La politica è un insieme di cose e di persone che condizionano il nostro tempo. I politici ci impongono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Appartengono a tutti noi. Siamo noi a sceglierli. La realtà cambia e si modifica. Saremo attenti, perché alcune scelte si legano a noi automaticamente. Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento del lunedì di Verità. Come preannunciato durante gli spot e anche sui maggiori quotidiani locali, ci occupiamo questa sera di criminalità organizzata. Spesso si è detto che questo Molise bello pulito non ha ricevuto nel corso degli anni delle infiltrazioni, quelle massicce, vere, quelle che si vedono tutti i giorni per strada nelle maggiori città meridionali. Eppure nel corso di questi anni qualcosa non si è visto in Molise, ma è stato riscontrato attraverso anche le dichiarazioni del pentito di camorra Carmine Schiavone, che abbiamo incontrato grazie anche all'intervista proprio realizzata da Antonio Di Pietro, oggi famoso più come presidente dell'Italia dei Valori, ma noi toccheremo il Di Pietro nel corso degli anni di magistrato, di personaggio che ha scomposto un po' tutta la malavita organizzata dalla Lombardia fino alla Sicilia. Un grande appoggio ci è stato dato dalla giornalista Carla Ferrante, che abbiamo qui stasera in trasmissione. Ciao Carla. Buonasera a tutti, buonasera anche a te Federico. Allora, ripercorreremo queste tappe dell'intervista a Carmine Schiavone, però prima mi viene spontaneo fare la domanda a Carla Ferrante, che segue questa vicenda da tantissimi mesi. Chi è Carmine Schiavone? Bene, chi è Carmine Schiavone? Ormai non c'è bisogno neppure di commentarlo, perché Carmine Schiavone è diventato quasi un personaggio pubblico. Era uno dei boss del clan dei Casalesi, ma lui ci tiene a specificare che l'organizzazione criminale è di stampo mafioso. Era un po' il braccio, la mente, era il commercialista, il ragioniere di questo clan. Poi ovviamente è riuscito ad intrufolarsi un po' in tutti quei meccanismi, perché sappiamo le organizzazioni criminali hanno un po' una forma piramidale, c'è questo esercito alla base di uomini che dovevano eseguire tutte le direttive del boss, che ovviamente si trovava all'apice. Oggi Carmine Schiavone è un pentito, perché vuole raccontare e vuole porre fine a tutto quel ciclo di criminalità organizzata. Quindi lui racconta, ha deciso di raccontare, ha deciso di parlare e dire la verità. La verità che fino ad oggi è stata occultata da dei verbali secretati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Molti di questi sono finalmente oggi resi pubblici grazie al governo Letta, e su questi verbali disecretati oggi anche la magistratura, anche gli organi inquirenti continuano la loro attività di indagine. E allora ripercorriamole tutte queste tappe, arriveremo anche poi a dichiarazioni scottanti proprio su Di Pietro, dove non doveva essere eliminato ma soltanto gambizzato. Ma andiamo con ordine e vediamo proprio la prima anticipazione appunto sulla storia che ripercorre proprio questa copertura. Vediamo. Allora, siamo qui nella località X, ci troviamo
nei pressi dell'abitazione di Carmine Schiavone. A breve inizierà ovviamente tra virgolette quello che potrebbe essere un interrogatorio tipo dell'ex PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro con l'ex boss dei casalesi Carmine Schiavone. La sua audizione la dobbiamo dividere in più momenti. Un primo momento, fatti di cui è a conoscenza diretta. Un secondo momento, fatti che le sono stati raccontati, perché è ovvio che abbiamo bisogno di avere testimonianze dirette e nel caso di testimonianze sono un pentito anch'io. Tieni presente che fino all'84 noi eravamo Cosa Nostra Campana, pure i casalesi, Michele Zazza, che era Cosa Nostra, Umberto Amaturo, era Cosa Nostra. Che bello se queste cose quando ero io, no? Sì, adesso però poi dobbiamo dargli un'inquadratura per schema blocchi. Poi mi hanno estrapolato dentro i fascicoli le cooperative russe. Perché che c'azzecca le cooperative russe? Direbbe il vecchio Di Pietro. Allora, che? Direbbe il vecchio Di Pietro, che c'azzecca Perché i cartattenti con le cooperative russe? I cartattenti mandarono nel 93. E vuoi vedere la fotografia chi era? Le case cooperative rosse, fammi capire meglio. Allora avevo da trattare i lavori con me, cooperative rosse. Questo è il signore, vedi? Il dossier che ha 20 anni. Era un ingegnere di Bologna che operava anche nella zona di Milano. Che quando l'ho nominato mi hanno fatto un riconoscimento e mi sono fregato poi la carta che mandarono via fax. Perché quando me ne sono accorto che mi stavano avvelenando, queste che mi avevano cercato di dare steccanina, ho cercato di farmi dossier, perché ci toccava un domani non si sa. L'hai fatta questa dichiarazione al DDA di Napoli, mi pare, no? Sì. Però questo signore è sparito dalla verbalizzazione, come sono spariti da alcuni verbali, di cui 1200 pagine sono ancora coperte da segreti di Stato, di cui al 97, non sai che se te ne mise la monnezza, se te ne mise pure i traffici armi di servizi segreti al 95 quando era presidente della Camera il signor Napolitano, detto Rublino, che io poi conosceva da Napoli, che a Casale non ci ha fatto mai aiuto. Ed ora arriviamo proprio a casa nostra, toccheremo ora le dichiarazioni proprio sul Molise. Avete visto anche Di Pietro proprio intervistare direttamente Schiavone. Carla, lo hai fatto anche tu in passato, questa volta Di Pietro ti ha chiesto proprio il favore di voler essere proprio lui da primo attore e quindi tra virgolette da giornalista. Sì, ma a dire la verità, io sono stata in questa località segreta, nella casa bunker di Carmine Schiavone, già lo scorso dicembre. Da lì i contatti con il presidente Antonio Di Pietro e così ho nuovamente ripreso i contatti con Carmine Schiavone, a cui ho chiesto se potevo accompagnare anche l'ex PM di Mani Pulite, perché voleva fargli alcune domande. Ovviamente Schiavone ci ha dato l'ok e siamo andati insieme e così da lì è nata questa nostra esclusiva. E allora vediamo come Schiavone racconta di quante volte volevano uccidere proprio il magistrato Tonino Di Pietro. Che voi parlate del Molise, nel Molise ci stavano insediamenti, ma non per munnezza, perché se è stato fatto qualche scavo come io verbalizzato, da zona per dire i Caianiello, costeggiando la terza corsia dell'autostrada, poiché la terza corsia dell'autostrada è stata fatta da noi attraverso un consorzio di gare come io ho trattato via Superstrati, Reggi Lagna, consorzi bonifica ed altro. Però fu fatta con Mimmi Lardo, figli di Sebastiani Lardi e Michele Zaccaria. Sia la terza corsia, sia la linea veloce.
Quindi so che in quelle zone lì, in qualche zona hanno scavato, ma non lontano, oltre i 10 km, 8 km su questa strada, perché non potevano arrivare più lontano, se le spese non ci uscivano. E quindi penso che abbiano anche lì messe delle sostanze. Ma cominciatamente là c'erano, competate qui da zona tra Larina, ecco, che poi sono stato nel carcere di Larini, Campobasso, ho frequentato là. Tenevamo Candelli Ettore, che era un nostro affiliato, tenevamo i nipoti di Marione, Riccia, per calcestruzzi ed altro. Tenevamo Messina, che io tenevo a lavorare sopra al porto di Napoli e Salerno per gli Eurocem, che caricavano ucciamenti sfusi che noi ci arrivavano dai paesi orientali. E poi su quelle nostre navi venivano caricati attrezzi agricoli, rotomelare, raseleni, rabordette, rabbrete, rabberetta. E il gestore poi di questi altri prodotti che caricavano era un certo Maurizio Broccoletti, che dietro poi i miei verbali fu arrestato. Però che facevano? Poiché Nicola Nappa era un ragioniere mio e veniva a dire a me tutto quello che capitava sopra la Baschi di Calcestruzzi, che era ancora di mia proprietà perché era roba ereditaria, l'ammazzarono a Liverinolo. Dopo l'arresto di Broccoletti, che uscì Salabè, il fidanzato della figlia Scalfari, misero copertura i segreti di Stato, andammo a fare un processo di cui accusava i servizi in pieno, non solo di quello. Pure la bomba che era andata a Pascale Galassi e Pascale Ciro l'aveva messo sotto al sedere di Casiglia, dopo che le avevano dato tesserine di servizi segreti, durante l'accordo di sequestro Cirillo. Eppure lui, signor ministro, quando ne ha messo quelle coperture, hanno cercato in tutte le maniere, no, di macerare Pastri Canina, una volta lanciamissili, mandando un certificato falso, che noi siamo arrivati al Tribunale Santa Maria per poter scappare, abbiamo dovuto lasciare la macchina blindata che era fusa, ci abbiamo dovuto affittare una macchina sotto la stazione Caserta, una Landra, con una carta di credito senza soldi, in un maresciallo della finanza chiamato Guacci, e abbiamo dovuto scappare attraverso terra. Hanno cercato di togliermi il piano protezione mentre io stavo operato in ospedale, che non ero andato a fare i processi, poi dovette intervenire a DDA, i magistrati che presentarono i certificati, e di cui il TAR condannò al Ministero degli Interni per falsi in atto pubblico, abuso di potere e pagamento di spese processuali. Nel 2008 mi arrestarono ingiustamente e mi mandarono in un carcere non dei pentiti, in un carcere in cui stavano centinaia di persone che stavano all'ergastolo, che avevo mandato più decine e decine di anni di galera. Lì mi conoscevo un maresciallo, perché io ho girato 30, 40, 50 case penali nel passato, mi conosceva e mi liberò una stanzetta per sicurezza. Poi dopo 2 giorni venne un jeep e mi cacciò, mi annullò l'ordinanza di cattura. Loro cosa hanno fatto dopo questo complotto? Servizio centrale con ordine del ministero, che molto faccio vedere anche le carte cosa hanno scritto. Abbiamo visto quindi le esperienze in carcere di Carmine Schiavone, spesso abbiamo utilizzato il BIP anche noi, Carla, anche se sono passati degli anni, però abbiamo preferito non entrare proprio direttamente sui nomi. Certo, abbiamo inserito una serie di BIP, abbiamo dovuto tagliare perché ci sono dei riferimenti a nomi e fatti che ovviamente non possono essere ancora oggi rivelati, ci sono ancora delle indagini in corso. Tra l'altro restiamo a disposizione per chi volesse farne uso, ci riferiamo alla magistratura di adesso, che qualora vorrà
prendere in esame il filmato integrale potrà farlo venendo nei nostri studi. Però come detto andiamo a vedere proprio le rivelazioni, vero caro? Sì, ci sono queste, racconta Schiavone un po' di questo piano, questo ovviamente è negli anni di Tangentopoli, quando Di Pietro, e lo dice lo stesso Schiavone, Di Pietro era una persona scomoda, quindi c'erano questi piani per eliminare il magistrato Antonio Di Pietro. E quindi vediamoci un altro breve stralcio dell'intervista. Se no tu dovevi essere sparato, scusa che dico per tu. Lo sai con chi ha fatto l'incontro? Con un certo in persona. E sta verbalizzato presso la DDA di Ancona. Come sai queste cose? E perché parlavo con me? Chi questo? Un ragazzo con me, un carcere italiano. Quando stavi tu al carcere italiano? Ecco, ma che stai pensando? Bisogna vedere se quello che diceva lui è vero o no. Non dicete pure come e quando, perché le facevano pure i documenti poi falsi, i documenti rumeni che lui ha consegnato, non fu in Romania, con gli appoggi che stavano da interessi nostri, perché poi sono pratica la Romania. Tu hai saputo soltanto da questo pentito di Ancona o hai altri elementi del fatto che ci potevano stare esecutori materiali rumeni che dovevano seguire questa... No, qui aveva la detenta per il gas della strage di Saliceti, lui con un gruppo suo, poi fu arrestato. Ecco perché non ti dovevano ammazzare, dovevano spazzare sul campo, tutte e due. Perché i servizi di sicurezza che sanno queste cose non ti hanno mai avvertito? Scusami, perché dicevano che tu sei un rumpapalle. Ci sta un altro verbale ancora. Controllalo. Luciano, che era un braccio destro che aveva mafia Agrigento. Tu quando hai incontrato? 2010. L'hai conosciuto nel 2010? Il mandante era sempre quello. È andato lui di persona, come lui a me mi raccontava. Ora entriamo nello specifico proprio dei rifiuti tossici. Tra l'altro ve ne siete anche accorti guardando questa intervista che Di Pietro, e ora si vedrà meglio, cercherà di fare ordini proprio da queste dichiarazioni rilasciate da Carmine Schiavone. Tra l'altro riferisce anche alcune cose che oggi potrebbero, persone importanti che sono ancora in carcere, potrebbero conoscere i luoghi precisi, vero caro? Certo, sì, dobbiamo dire che Schiavone corre sempre con la mente a quello, agli anni passati, quindi c'è sempre il tentativo di Pietro di riportarlo al perché, ecco, Di Pietro è andato da Schiavone, perché c'è la necessità di sapere qualora, ecco, l'organizzazione criminale abbia attuato dei piani anche per il ciclo dei rifiuti, quindi c'è questo tentativo costante di Pietro di riportarlo sempre al caso Molise. Tra l'altro abbiamo visto che qualcosa si sta purtroppo riscontrando già a Cercemaggiore, sono state bonificate alcune zone nel Venafrano, si parla anche spesso del Basso Molise. Secondo te c'è da preoccuparsi? Io credo che se l'autorità ha iniziato questi controlli, credo che ovviamente qualcosa potrebbe esserci. Ovviamente il nostro compito, quello insomma, da giornalista, è quello di cercare, magari di collaborare con la magistratura per arrivare ad una verità. Questo poi sarà compito ovviamente delle autorità giudiziarie di accertare la veridicità dei fatti. Il nostro è un contributo alla ricerca della verità, perché più volte Schiavone parla del Molise, della zona del Venafrano, ovvero di quella zona confine con la Campania, ma ha nominato molte volte anche il Basso Molise. E vediamoci proprio, tra l'altro la puntata si chiama Verità, non può che essere così. Vediamo lo stralcio sui rifiuti tossici. Allora, ripeto, io sono qui per capire innanzitutto
Scusami se mi permetto di stare su alcuni temi specifici, ma poi piano piano vorrei fare così, però vorrei cominciare prima da alcuni fatti specifici. Dove sta il verbale dell'audizione? C'era il verbale di audizione. L'audizione l'ho fatto nel 96 o 97. 7 ottobre 97. Questo è il verbale di audizione del 7 ottobre 1997 davanti alla commissione parlamentare presso la Scuola Superiore di Polizia e Corso Francia. Ok? In questo verbale, che è stato segretato fino a pochi mesi fa, di ciò che hai detto in questo verbale lo hai detto anche alle autorità giudiziarie, sia prima che dopo. Pure i documenti. Voglio dire, possiamo dare questa conferma. Con riferimento specifico, quindi, al contenuto di questo verbale, che tu ricordi, immagino l'avrai riletto. No, ma là ci manca qualcosa. Ci manca Milano. Poi ne parliamo di Milano. Con riferimento al contenuto di questo verbale, tu sei stato sentito solo quel giorno, giusto? Sì. Ecco. Con riferimento al contenuto di questo verbale. Commissione, ma prima noi abbiamo fatto un vari verbali. Io sto parlando del verbale alla commissione parlamentare. Sì, solo quello e basta. Alla commissione. Con riferimento al contenuto di questo, i fatti contenuti in questo verbale, tu confermi di aver resi dichiarazioni sia prima, sia durante che dopo, comunque i fatti contenuti qua sono già stati portati tutti a conoscenza dell'autorità giudiziaria. Sì. Okay. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, e mentre la verbalizzo la prima, la seconda domanda è questa. Con riferimento specifico a due dichiarazioni che fai in questo verbale, abbiamo avuto modo di smistare materiali tossici in Molise, sia nell'Alto Molise, Isernia, Venafro, cose del genere, ma anche nel Basso Molise. Posso dire che anche questo è avvenuto. Io ho bisogno che mi racconto quanto a tua conoscenza, raccontando fatti, circostanze, nomi e eventi. Allora, cominciamo la mano, mentre io qui sintetizzo tutto. Ecco, quando io al 90, dopo che io fui invitato dall'avvocato Ianese, l'avvocato Pino Borsi, a Scalapiro, mi hanno chiesto se io, poiché ero io il factotum per i lavori della superstrada, di Reggi Lagni ed altro, a livello che era... Parli della superstrada quale? Quale? No, la Villa Literna. La nuova Villa Literna. Che ci poteva stare pure la San Vittore Monteno. Poi stava la terza corsia, l'autostrada. Mi interessava sapere se ti eri interessato pure la San Vittore, l'Eterno San Vittore, tutto qui. Allora, noi abbiamo iniziato a fare gli scavi nell'87, però per riempire quelle buche che furono fatte prima tra Marcianise, Maddaloni, cose, i nostri capogruppo, una parte cominciarono a buttare sempre attraverso loro, però stavano al di fuori. Tu lavoravi nel contesto di quale attività, impresa imprenditoriale, quale società imprenditoriale? La società era il consorzio ICAR. ICAR, ok. Il consorzio ICAR di fratelli, padre e figli Capib. Ecco. Quindi lavoravi in quella struttura? Non è che lavoravo. Facevi... Loro facevano i patti con me, che Ferleina, tutti quanti, venivano a parlare con me, io ero l'addetto a livello economico Ruflan come capo, poiché io tenevo pure il loro... Scusa, IPAB? ICAB. ICAB di dove era? In Napoli, la società. Napoli. Allora, nell'ambito di lavori che la società ICAB... Questo era un consorzio, che poi ci stava un po' di Sorrentini, che fa un Sorrentini, ci stavano tutti quanti. Diretta a me, io ho verbalizzato migliaia di verbali e ricordo quando noi diciamo qualcosa lo dobbiamo dire non per noi, perché a me basta mezza parola tua per capire cosa ho detto, perché so vita, morte e miracolo, ma quando morì se la ricordi nessuno più. Allora noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo sintetizzare fatti e circostanze in modo che chi sente, non hai fatto il 90, chi ascolta, fare ora. Chi sente, chi ascolta o chi legge capisca da sé, pur se ci stiamo né io né te. Nel 92 sei stato un po' ingenuo a farti fregare. E poi me lo devi raccontare questa storia, perché ho capito che sai qualcosa che so anch'io, ma questo ci arriviamo dopo, quando lui dice.
D'altronde nel 94 si è fermato il Mare Pulito. Ci sarà una ragione. Tu ti ricordi Pippo Micalizia, no? Come non me lo ricordo. Pippo Micalizia veniva a caccia con me quando è passato il secondo reparto. Veniva qui a San Martino, cacciatori. Tu lo conoscevi? Ecco, ed era una persona per bene. E mi confermavi i fatti di cui io gli dicevo, pure qualche fotografia sia per me, che poi come andavano cose, prima uscà, però poco solo perché conveniva alla via di Roma, roba di Gennaro, di mettere i venduti e mettete nel fier, generale di Carpenini. Sto dicendo, poi ci torniamo a questo, ma mettiti nei panni di chi sta di là, dice, ma che cazzo è Pippo Micalizia? Io e te sappiamo pure il pantalone e il numero di scarpe che portava. Che aveva Sogliatia, prima era prima dirigente fino a Milano. E io che facevo a quell'epoca? Facevo poliziotto. E facevo poliziotto, però assieme a loro ci sta uno da cosa di servizio. Loro non lo sa. Uno si chiamava Filippo, che mostra è capo dell'ENI in Marocco. E l'altro si chiamava Cicci Marra, che faceva nel Ciro Giudice Alessandrino, per cui lo marcano anche a te, per Daniele Laus, per Marco Farradina, per Marco Barbone ed altri. Ma ecco, torniamo qui, perché sennò, ripeto, io e te purtroppo potremmo parlare ore e ore, giorni e giorni interi, e potremmo anche farlo, perché per l'amore di Dio siamo in pensione tutti e due. Però noi adesso stiamo al Molise. Stiamo al Molise. Allora, al Molise quando io ho verbalizzato. Qui nel verbale, torno a ripetere, nel verbale del 7 ottobre tu fai purtroppo non c'è nessuno nella commissione che ti fa la domanda specifica, e quindi tu che stai dicendo tante altre cose molto ma molto sostanziose, sul Molise nessuno ti chiede di specificare a cosa ti riferisci. Perché loro quando parli di materiale tossico che riversate nell'Alto Molise ma anche nel Basso Molise. Riversano, io quando parlo riversiamo, parlavo ancora come clan. Ma io, per l'amore di Dio, in termine penale tu mi insegni, ormai che ne sai più di me, che esiste che l'esecutore, il mandante, era lo stesso. Eravamo tutti quella associazione, eravate l'associazione. Io quando l'ho saputo al 90, perché fino al 90 io sapevo semplicemente che scaricavamo a Munizzi Santa Maria. Ecco, e in coppa ci mettevamo. Questo l'hai già verbalizzato, ci sono già sentenze che accertano questo fatto, quindi non ci sta problema. Quando io al 90 mi sono usciti i fusti tossici fuori, è mio figlio. Antonio. Vedi, quello lui si chiama Francesco, il consorzio ICAB di Napoli. ICAR di Napoli aveva preso in appalto per riempire, per fare che cosa? No, per fare la superstrada. Aveva preso in appalto, giusto? Sì, aveva vinto attraverso Roma, perché poi vennero da me e dissero. Per fare la superstrada, quale superstrada? Nola Villa Literno. Nola Villa Literno. Ecco. Che è successo? C'era il bisogno di riempire. No, loro è venuto un funzionario perché il lavoro non l'hanno fatto loro, l'hanno fatto tutti i subappalti nostri. Ecco, vennero da me. Stavo io, Marione e mio cugino Santo Canni e un Marsigliese. Allora, dettero a voi subappalto. Parlò con me direttamente in un nostro Chi questo? Un ingegnere loro. Della ICAR? Dell'ICAR. Che mi ha chiesto? Ma mica una cosa, con 2 o 3 volte dissero, noi con Roma siamo già d'accordo. Paghiamo il 2,50%, ci hanno detto che per voi il 2,50% va bene, perché i nostri politici che tenevamo, poi la provincia di Caserta, i vari cappelli attraverso regioni, cose, i versi Vendre, i Sant'Anastasio, che alcuni stavano a Roma, alcuni a regione, già avevano chiuso un accordo del 2,50 di tangenti che davano ai politici. Quello ci arriviamo dopo, aspetti un po'. E 2,50 che loro volevano dare a noi. E io dissi no, voi a noi ci date il 5%. In più questo è l'elenco di tutti i subappalti. Poi ci mettemmo d'accordo, mi sembra al 3,50 al posto di 2,50, più tutti i subappalti, sia i forniture, i sopraelevati per fare i terreni, sia i forniture di cemento.
Quindi quando parli di noi, ti riferisci all'organizzazione criminale di cui ne faceva parte? All'epoca c'era ancora Bardellino e io rappresentavo Bardellino, il capo reparto amministrativo di Cosa Nostra Campana. Allora, perciò voi garantivate Ecco. che tutto poteva funzionare al meglio. No, a loro gli conveniva pure, perché loro prendevano 4.200 lire a metro cubo per fare i rilavati per un movimento terra e a noi ci danno 2.900 lire. Però poi che loro dovevano cacciare anche la tangente, perché ognuno di loro che c'ha una certa somma, chi 300, chi 200, chi 400 milioni, eccetto Ferdaino, che Ferdaino l'ho mandato a chiudere i lavori e facciamo venire in due cofani in 112 nel nostro rifugio a portarci 300 milioni. In più ci portò anche Maradona, all'epoca noi facevamo pure un campo sportivo a Casale per fare l'inaugurazione. Quindi questo l'hai già scritto tutto quanto, sì, l'hai già sì, detto sì. tutto quanto ai giudici. Hanno fatto tutto prescritto, Spartacus 2, Spartacus 3 l'hanno fatti prescritta. Questo è già tutto scritto, però torniamo a noi. Noi avevamo quindi preso un appalto, o meglio, avevamo noi, quando dico noi, mi riferisco a voi come clan di zona di Cosa Nostra, perché voi avevamo fatto, tieni presente che tu passa su questa strada sotto sto canalone che arrivi a Vaschi d'Evoluzione che gestiva Sorrentino. Io sto parlando, voi eravate una realtà territoriale rappresentante di Cosa Nostra. Sì. Nell'ambito di questo, voi avevate il controllo di chi doveva fare l'appalto di Nola Villa di Terno. Tra le altre cose, nell'ambito di questo avevate necessità di smaltire del materiale tossico, è così? No, allora spiegami. Questo è capitato prima. Noi Non mi devi uscire fuori tema, mi devi tornare a quelle due parole che hai scritto qua. Il materiale tossico è iniziato dopo l'88. Prima dell'88, scusa gente, anni, ma non a Casale, pensi a zone siciliane, a zone della Cerra. A Casale il tossico è iniziato dopo l'estate dell'88, quando è uscito quel pecorone di Bidognetti, perché Bidognetti che aveva fatto un contratto, se ricordi all'epoca, Pinuolette, i Mannardi stavano in Pinuolette, fecero un patto scellerato di cui fu dato ordine da Bardellino, di cui io mi rifiutai di farli eseguire, però implicarono mio cugino Cicciarielli a Sandocanni, ammazzare i Maista, Antonio Maista, Pietro Puccielli e un altro ragazzo, di cui ho fatto il processo al 2010, anche qui sentenza che ho fatto prendere l'ergastolo a tutti. Perché poi alcuni verbali dal 2000 al 2007 nella gestione Cantone non si è fatto un cavolo. Adesso tu mi devi allora, scusare, nell'88 fine 88 iniziarono questo summit segreto tra mio cugino Sandokan, tra Bidognetti, tra Circi, che stava con avvocati chianesi in contatto con Luce Gelli, che faceva arrivare tutta questa roba sia estere sia del nord Italia con queste società. Ma noi sappiamo già. Che succede? L'hai già fatto. Succede che lì non doveva arrivare, solo che di nascosti mi chiedeva a controllare, perché quando abbiamo iniziato la superstrada, poi noi, tutti i ditte nostri, Peppe Natale, i Ara Michel, Uro Pezzato e tutti quanti gli altri, succede che noi scaviamo la terra per fuori lavata la superstrada, giusto? Io non è che gestivo solo quello, gestivo anche 3 consorzi industriali nostri, di cui era Ucedico, Covigno, Concav, di cui avevamo anche i cavi sabbia sulla zona domiziana, che veniva ci veniva dato a noi le licenze come allevamento ittico dalla regione. Non mi uscire fuori tema, per favore. No, potete spiegare come stanno i fatti, perché a un certo punto cominciarono a buttare roba tossica pure da questi cavi sabbia. Ho capito. Ecco. Qui stiamo parlando di materiale tossico che arrivava dal nord Italia e dall'estero. Al 90 io me ne accorgo come. Viene mio genere che ha fatto scavare un terreno che era a Chiesa, più avevo comprato un altro terreno in un certo avvocato Letizia, accanto che aveva fatto scavare, che superavamo il faldo acquifere. A un certo punto uscirono 3 fusti tossici fuori.
perché non stava ancora piena tutta la cava, ancora noi... Ma qui stai parlando di quale cava? A Casale. A Casale. Non era una cava, era un terreno che noi D'accordo, dove buttava la roba dentro sopra. E loro buttavano questa roba di nascosto, perché poi ci Loro erano le ditte che avevate segnalato voi alla ICAR. Questa è tutta un'operazione che fecero 4 persone. Pidognetti. Gelli come capo, no? Avvocato Chianese, referente, perché avvocato Chianese già lo faceva da molti anni. Avvocato Chianese, referente di Gelli. In più mafioso, assieme ai Magliardi, assieme a Bidognetti e ai Casalesi. Perché era venuto già da me assieme a avvocato. D'accordo, questo è già tutto. Al 90, quando è uscita questa roba fuori, io li ho chiamato a Summit, ho detto ma che cazzo avete detto vicino a me? Che venivamo, voi state a mettere la roba tossica qui nei terreni. Dice, ma te che te ne frega, tanto dice, beviamo d'acqua minerale, dopo tu bevi, dice, ma che mica è un discorso questo? Questa roba qua... Lascia stare, io devo sapere. Deve finire. Quando io ho detto deve finire, insomma sono rimasti un po' male. Io le avrei voluto ammazzare. Stiamo parlando di Chianese. Ecco. Poi stiamo parlando di Bidognetti. Bidognetti. Cerci Gaetano e Schiavone Francesco Sandokan. Tuo cugino? Sì. E Gelli che era il puparo. Ma Bidognetti, Schiavone l'altro chi era? Cerci Gaetano. Cerci Gaetano. Che era fidanzato con un po' di Bidognetti. Bidognetti chi questi? Francesco. Detto mezzanotte. Che succede? Quindi tu fai un summit con queste persone, ti lamenti del fatto che No, dice che doveva essere fermato con urgenza. Ti lamenti del fatto, cioè non sei d'accordo sul fatto che mettono del materiale tossico che viene dal nord e in giro dall'Europa, lo stanno buttando dentro i campi di Casale, perché tu ti eri ripromesso che lì la roba tossica non ce lo mettevate, facevate soltanto la monnezza. Ecco. A quel punto? A questo punto che succede? Che io dico che bisogna bloccare questa situazione. Nello stesso tempo io vado a fare un summit, facciamo una riunione a Reggio Palaciottella per fare il ProCan, produttori calcestruzzi campani, unificare in un solo consorzio tutte le imprese di calcestruzzi, Breccia e Sabbia, Covin, con Cap, però iniziamo col ProCan. 13 dicembre, questo del 90. Di cui poi io dovevo tornare e dovevo incominciare a fare le prime eliminatorie perché Bidognetti, i primi, quando è uscito nell'88, maggio 88, doveva essere anche lui eliminato assieme a Bardellino. Invece fece il raccordo con De Falco e cominciò a farsi, già stavamo iniziando tutto con De Falco. Poi capì che De Falco era la parte debole e si girò con i Schiavone. Torniamo a noi. L'arrestano a loro. Tutti quanti, tutti quanti, a Bedognetta, a mio cugino Sandokan. A Cerci e Chianese pure? No. Ma torniamo a noi. Ritorno io a essere il capo di tutto, anche reparto militare. Quando l'arresto? Nel 90? 13 dicembre 90. 13 dicembre vengono arrestati. Vengono arrestati. Rimango solo io. Chi viene arrestato, insomma, la dirigenza del reparto militare. Come vi chiamate voi? Clan dei Casalesi chiamiamo? Come lo chiamiamo? Noi eravamo Cosa Nostra Campana. Cosa Nostra Campana. Ecco, in effetti. Okay. Che eravamo una costola qui in Nuvoletta, che era Lorenzo Nuvoletta era un capo di Cosa Nostra Campana. Io ero un capo amministrativo del clan dei Casalesi poi, perché Bardellino noi già l'avevamo eliminato in Brasile a Bugnos, 18 maggio dell'80. D'accordo, lo sappiamo questo. A questo punto, ora, a questo punto io fermo, arrestano Bidognetti, arrestano Sandokan e tu ti ritrovi a fare... E mio cugino Cicciarielli pure, Schiavone Francesco De Luigi. Io blocco tutte le attività. Gaetano Cerci viene da me e dice, ma chi là sta? Siete sentiti? Si portate, nato fusto tossico che vi ammazza a tutti. Allora, rimase anche mio cugino Valterino e lui mi spiegò, dice, ma che mica solo tossico, Villa Ricca già sta piena, a Resit sta piena, che la attaccava i Giuliano che non ci sta in quei verbali perché poi furono fatte delle omissioni.
il Raffaello Giuliani che sta sul bivio di Parete, anche sta piena, dice l'unica posto che portare che là stanno fatti, dice qui non arriva più roba. Ok, e allora vi dicono portarla, andò la portare? E nessuno, dice ma ammazza se la portate qua. D'accordo. Ecco. Loro mi dissero, ma che caccia l'hanno buttato persino il cassetto nucleare. Confermatemi poi a mio cugino Cicciariette. I cassetti nucleari dove l'hanno messi? Quelle... A Casale, quelli che a me mi avevano detto. Più dice che stanno a fare, confermatemi poi per il fatto del Molise. Dice che pure il Molise tu sta a fare... Chi te l'ha detto questo? Questo me l'ha detto prima Circi, poi me l'ha confermato Zaccaria, Michele. Perché Michele Zaccaria poi rimase fuori e stava sotto di me che veniva a fare un mito con me, in coppa che gli dava a disposizione per fare alcuni reati che poi darci a De Falco certi sommetti che fu ammazzato poi De Falco Vincenzi che va a spiare. Perché stavano già questi complotti prima. Cominciamo alla E mi dissero, dice che gli pure un po' a zona sud Molise, diciamo, sud tra, perché io pensavo che pure Cainieri faceva parte i Venafra, Cainieri, quelle zone. Come ti hanno detto che hanno messo sta roba? Nella zona Venafra, Cainieri, quelle zone lì. Caianello? Caianello. 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 Che io pensavo pure che ti faceva parte di Molise. Invece dice che l'ultimo paese era la provincia di Caserta. Sì. Ecco. Dice, ma che roba è buttata? Dice pure là, dice rifiuto industriale, roba d'osso è stata buttata, con l'accordo di Michele Zaccaria. E con... questo te l'ha detto Gaetano Cerci. E poi mi ha confermato Zaccaria. E Michele Zaccaria... Dice, loro, Michele non è che... Michele Zaccaria chi era? Michele Zaccaria era un capozona nostro, siamo a Vicenza, capozona di Casa Pesena, all'epoca. Capozona di? Casa Pesena. E dipendeva da me perché Casa Pesena. Veniva a fare su mito a domenica. Come veniva a fare su mito a domenica sopra la calcestruzza, pure mia nipote Andiamo avanti. Cosentino, pure mia nipote Cosentino ne ha fatto su mito da me. Non so di cosa parli. Di chi parli? Non so di che parli. Certo Berlusconi mi sa che cosa idea, gente tipo Scilipoti. Solo che mentre sei una scia. Non confondere Scilipoti con Cosentino. Che gli altri sei una marijuana, ma la vai. Non pigliava scia, ma che ne pigliava assassini. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Come da far grava col te non rispondo. Torna a noi. Allora, quando io ho fermato questo scempio, per 6 mesi, lo sai cosa mi hanno fatto? Con mio cugino dentro, Valterino, che io avevo cresciuto, che stava con me, perché poi è rimasto solo io e Maria. Fermati Cristo, io ho bisogno di sapere, tu, guarda, mo lo scrivo un attimo, tu fermati un attimo, fumati una sigaretta. Fumati una sigaretta, così io... Vediamo se ho sintetizzato bene questa parte che riguarda la domanda che io pongo è: inizia a raccontare ciò che a sua conoscenza diretta, per avervi partecipato personalmente o comunque per avervi assistito in prima persona sui rifiuti tossici smaltiti in Molise, sia Alto Molise. Li ho sentiti. Sì, mamma ci arrivo. Cioè, io la domanda ho fatto io, mo ci sta. Sui rifiuti smaltiti in Molise, sia Alto Molise, Isernia, Venafro, sia Basso Molise come Termoli, Colle Torte, Campomarino, Montenero, eccetera. Risposta di Schiavone: quello che so mi è stato raccontato da terze persone, quelle che so rispetto rispetto al Molise. Rispetto al Molise mi è stata raccontata da terze persone e specificatamente da Cerci Gaetano, mio cugino da Cicciariello, cugino Cerci Gaetano, e dal
capozona di Cosa Nostra, di dove? Di Casa Pesenna, Casa Pesenna, virgola, Michele Zaccaria, Michele Zaccaria, e chi altro ancora? Basta questi? Hai scritto mio cugino Cerci. Mio cugino Cerci? No. Da mio cugino chi? Da mio cugino Schiavone Francesco, detto Cicciariello. Francesco, Detto Cicciariello. detto Sandokan, no? No, l'altro, Cicciariello. Francesco Che sono interessato in Polonia. Schiavone, detto Cicciariello. sì, detto Cicciariello, virgola, da Cerci Cerci Gaetano, che era fidanzata con la nipote di Bidognetti. Cerci Gaetano, Fidanzato. ovvero il fidanzato di, come hai detto, Una nipote di Bidognetti. di una Parente, non so se era una cugino parente, nipote, mi sembra. di una parente di chi Bidognetti? Francesco, detto Mezzanotte. Francesco Bidognetti, Detto Mezzanotte. Mezzanotte, virgola, E da. e dal capozone di Cosa Nostra di Casa Pesenna, Michele Zaccaria. Michele Zaccaria, ok? Poi pure da altri e ancora altra No, gente. se ce n'è altra gente te la dite, dimmelo. Questi davanti. Quando io ho specificato tutte queste cose mi furono confermate da tutto quanto, però stava pure qualche camionista che lavorava di sopra, gente che non stava in organico, come li voglio quelle che sono rispetto al Molise mi è stato raccontato da terze persone, cioè da mio cugino Francesco Schiavone, detto Cicciariello, da Cerci Gaetano, quello fidanzato di una parente di Francesco Bidognetti, detto Mezzanotte, e dal capozone di Cosa Nostra di Casa Penna, Michele Zaccaria. Ecco. Allora, questa è la prima risposta che dici, poi spiego meglio, punto. In quegli anni io e il gruppo criminale casalese al quale appartenevo divenimmo i rappresentanti più significativi di Cosa Nostra. No, noi stavamo in guerra poi a quell'epoca con Cosa Nostra. Noi nell'84 quando abbiamo ammazzato Ciruzzo Nuvoletta, i fratelli Lorenzo Nuvoletta, noi abbiamo bloccato le attività mafiose che stavano in collegamento con noi sino all'83. Allora il gruppo criminale casalese eravate autonomi voi? L'abbiamo cacciati dalla Campania e siamo rimasti come gruppo mafioso, perdenti in Sicilia e vincenti in Campania. Quindi allora io e il gruppo criminale casalese, ecco. nell'84 al quale appartenemmo e che ci qualificavamo Cosa Nostra Campana, è così? Sì. Allora, il gruppo criminale casalese al quale appartenevo e che ci qualificavamo Cosa Nostra Campana, è così? L'associazione, diciamo, uno come Cosa Nostra, nato come gruppo clan di casalesi, in effetti era sempre una. Io e il gruppo criminale al quale appartenevo e che ci qualificavamo Cosa Nostra. Che noi eravamo di estrazioni Cosa Nostra siciliana, perché era un gruppo di Cosa Nostra Campana all'origine. Dopo l'eliminazione di fratelli Lorenzo Nuvoletta, Ciruzzo Nuvoletta a casa sua a Marano, come vi chiamate questo gruppo criminale casalese? Noi poi ci chiamiamo Clan dei Casalesi. Allora facciamo così, chiamiamo così. E io il gruppo criminale al quale appartenevo, apri parentesi, Clan dei Casalesi, ecco qua, sempre quello. Allora. Perché lo sai perché? Perché poi troverai dei verbali, oppure contesteranno dei verbali, che si vuole navigare i politici sopra. Che io con un gruppo nostro mandammo degli nostri affiliati a mandare via tutti gli operai di terreni che tenevano Aspetta, non uscire. Spiego meglio, in quegli anni io e il gruppo criminale casalese al quale appartenevo, Clan dei Casalesi, volevamo avere, e di fatto siamo riusciti ad avere il controllo del territorio e delle attività imprenditoriali che si svolgevano nel territorio stesso. Cacciando fuori i siciliani. Cacciando fuori i siciliani che facevano il capo a? Rina Provenzano, con il Lubrano e il Nuvoletta. Cacciando fuori i siciliani che in territorio campano chi erano i referenti? I referenti eravamo noi,
di... E allora se eravate voi come Ma cacciavate i prima, siciliani? prima. Ma no, beh, questo siccome a me non me ne frega, No, sto parlando roba, di erano i Nuvoletti e Lugrano. Volevamo, ripeti qua, in quegli anni io e il gruppo criminale casalese al quale appartenevo, Grande Casaresi, volevamo avere, di fatto siamo riusciti ad avere, il controllo del territorio e delle attività imprenditoriali che si svolgevano nel territorio stesso. Nel territorio, più a zone latina, siamo inoltrati, E una parte di Molise che stavamo, fino a zone di Roma, alla a zone di zona Modena, Reggio Emilia, fino a Milano, Latina e anche esteri. Molise e poi anche al nord ed all'estero, per come ho già riferito alla magistratura, così non c'è bisogno di scendere dietro. Perché noi tenevamo i basi in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Germania. Ne perdiamo il filo. Avevamo Non perdiamo il filo, perché si svolgeva nel territorio stesso, fino alla zona di Latina, Molise compreso, e poi anche nel nord e all'estero, per come ho già riferito alla magistratura. Molise compreso, ok. Poi dopodiché avevamo il controllo delle attività. Ebbene, capitò che il consorzio ICAR di Napoli aveva preso l'appalto per fare la superstrada Nola Villa di Terno. Già loro avevano fatto un altro lavoro, che sotto la superstrada poi ci passa un canalone che va ad impianti di depurazione. Aveva in corso diversi appalti, tra cui pure i Reggilagni li teneva loro. aveva in corso diversi appalti pubblici, Solo che facevamo noi come imprese, come subappalto. tra cui l'appalto per fare la superstrada, e noi Già gestivamo il un controllo, canalone. l'appalto per fare la superstrada, non la Villa di Terno, e noi gestivamo Tutti i subappalti. controllo dei subappalti. Erano proprio ditte nostre che le facevano, come pure la terza corsia, l'autostrada. Gestione del controllo dei subappalti. Trattavosi in pratica. Stavano suddivisi i territori. A zona di nord stava Carmelo Cialfieri che la controllava, a zona per dire Stefani Moccia. Poi arrivavano a noi a zona di Casalesi, di Cimbra, a Marcianise, a scendere giù fino a Villa Leterno, fino a Ulaghi, in effetti che poi arrivava un po' giù lì. Allora. Come pure la terza corsia, l'autostrada, che iniziò fino all'89-90. Che si svolgeva nel territorio sia fino alla zona latina, Molise compreso anche al nord della zona del Torino. Ebbene, capitò, ritorniamo di cosa abbiamo scritto, perché qui ogni parola ha un senso poi. Ebbene, capitò che il consorzio ICAR di Napoli aveva in corso diversi appalti pubblici, tra cui l'appalto per fare la superstrada di Nola Villa di Terno, e noi gestivamo il controllo dei subappalti, trattavasi in pratica di tanti piccoli ditti che facevano capo direttamente a noi. Che facevano capo. L'elenco gliel'ho dato io, tutti i subappalti nuesti che erano dei imprese. Direttamente a noi del clan dei Casalesi, così siamo a posto. Di noi incassavamo 2 volte, una tangente che ce la dava un consorzio italiano e le altre i subappalti che avevamo nominati ci danno in più. 2 volte, 2 punti, una prima volta dal consorzio stesso. Dal consorzio ICAR, giusto? ICAR. Pari a che percentuale? 3,50 mi sembra. Noi volevamo il 5, poi ci mettiamo d'accordo al 3,50. Percentuale che ci accordammo intorno al 3,50, 3,50% di che cosa? Sì, dell'importo generale. 50% rispetto all'importo generale. liquidato dalla
dalla committenza. Così. All'importo che loro riscuotevano, giusto? Ecco. Poi i subappalti ci davano un'altra percentuale, intorno al 5-10%. Poi i subappaltatori ci davano una percentuale dal 5 al 10. Dal 5% al 10%. Secondo il tipo di lavoro, noi sapevamo che stavano più guadagni. Ho riempito centinaia di pagine di verbale su questa storia, anche a Milano, perché tutti così facevano. Imprese edili 3% bastava, ma se volevano imprese idrauliche ci volevano il 15%. Quello elettrico pure il 17%. Ma è normale, se noi per dire i lavori di strappatura, no? Di lagni, cose di consorzi e cose, davano un 15 e pure un 20%. Per dire quelli che avevano i lavori in pianta elettrici che devono cucinare rumia e cose, davano un 20% a noi. Perché da casciuto io mettere una palla di lava, un po' di cemento e che si camminava avanti, un filo a posto di mettere un ricciotto, si metteva un 16, e un controllo non c'è, però pigliavano i soldi pure lo Stato che dovevano fare i controlli. Un cemento, lui avevano i cubetti, io l'ho fatto io il cemento, solo sui ponti io l'ho fatto bene, sui ponti, ma che va a terra, che ci mettevo su sabbia, un po' di cemento, ma sui ponti io... Che sabbia era? Quella del mare? Sabbia di mare, sabbia di fiume, pure, insomma, che noi potevamo un consorzio, pure un consorzio un buon capo che facevamo sabbia. Però prendevamo anche dal mare, perché c'era pure un palazzo di congresso, la sabbia di mare. E stava la finanza, gli altri davamo 10-15 milioni di raccanti. Ma come risultava quando facevate questa attività di estrazione dal mare non era classificata così? Cioè, allora andiamo avanti, quindi noi incassavamo denaro 2 volte. Una prima volta dal consorzio ICAR, pari ad una percentuale che ci accordavamo intorno al 3,50% rispetto all'importo che loro riscuotevano per l'appalto. Poi i subappaltatori ci davano una percentuale dal 5 al 10% a seconda del tipo di lavorazione. Di lavorazione o di fornitura. O di fornitura. Ma già facevano la lavorazione, loro facevano. Ma per dire, iniziando io davanti che tenevamo un consorzio, per dire che poi pure i consorzi ICAR, pagavamo anche là la tangente, io pagavo per dire 1500 lire a metro per cemento, che incassavo poi io tutti i soldi in generale. Quindi anche per la fornitura. Ma perché io pagavo pure 3 miliardi un mese tra corruzione e affiliati. Era 6-7 miliardi andavano investiti. Ne parleremo in un'altra occasione, non è che gli scappa via, non ti preoccupare, che siccome ho verbalizzato, probabilmente saranno gli stessi nomi che ne ho verbalizzati tante volte pure anch'io. Abbiamo preteso denaro, perché abbiamo preteso denaro? Abbiamo preteso denaro sia per garantire che i cantieri potessero lavorare senza intoppi. Non mi danno mai un sciopero, mai un sciopero. Perciò senza intoppi. Ed abbiamo anche richiesto, abbiamo preso denaro per garantire che i lavoratori potessero lavorare senza intoppi. Ed abbiamo anche richiesto che specificatamente, quando si trattava di riempire i dislivelli e formare il sottofondo stradale della predetta superstrada, non dovevano sotterrare né materiali tossici né materiali nucleari. È così? Ma non esiste che va a essere sotterrata sta roba. Perciò abbiamo chiesto specificamente. Allora, la superstrada doveva essere rialzata, poiché è tutto piano, quindi ci servivano i terreni, che noi scavavamo i terreni, perché poi contemporaneamente alla superstrada noi un consorzio teneva ancora un altro lavoro che facevamo noi in subappalto, che era un consorzio di bonifica. I reggi lagni che erano 2 doveva diventare uno solo navigabile. Comunque, è così perché ho scritto bene, ecco. Che non deve sottoporre. Aspetta, fermati adesso. Invece, poi, soprattutto allorché subito dopo il 13 dicembre del 90 divenne il leader anche militare di Cosa Nostra Campana, a seguito dell'intervenuto arresto di Bidognette, Schiavone Francesco e detto Sandokan, venne a conoscenze che avevano buttato non dico solo tutti e due, ed altri. Rimase solo io e Mario, però Mario veniva a cascarsi venne a conoscenza che avevano buttato materiale tossico in abbondanza anche nelle zone di Casaco. E mi arrabbiai moltissimo. Prima che arrestavano, già ne venni a conoscenza qualche giorno prima, pochi giorni prima, e cercai di fermarli. Ebbi conferma
e mi conferma che avevano buttato materiale tossico in abbondanza anche nella zona di Casale. Punto. Mi arrabbiai moltissimo, imponendo di cessare immediatamente di sversare materiale tossico. Ecco. Ok? E loro dicettero, ma che tu dovevi acqua? Fu in quell'occasione che dapprima Cerci Gaetano mi disse che in realtà il materiale tossico in questione lo avevano già interrato sia nella zona campana ma anche nel Molise. Da oltre un anno. Ma anche nel Molise, precisamente tra Venafro e Caianella, avevano già interrato da oltre un anno. Perché parentesi, e quindi stiamo parlando dell'anno, di quale periodo? Loro già lo facevano dagli anni 70, da zone di Acerra. Molise. Nel Molise negli anni 89, fine 89. E quindi stiamo parlando nel 89-90. Stiamo parlando nel periodo 89-90. In cui iniziò la terza corsia delle autostrade, sempre gestita da noi. O meglio, e più precisamente allorché iniziò la terza corsia dell'autostrada Napoli-Roma. La costruzione della terza corsia Napoli-Roma e l'autostrada del Sole, gestita intesa sempre sotto controllo, sempre un consorzio di carri, sempre i subappalti nostri, dal consorzio ICAR e dai nostri subappaltatori e controllata dal nostro clan. Mentre l'altro gruppo, la terza corsia, ci stava. Fu in quell'occasione che un gruppo del nord ci stava dentro. Fu in quell'occasione che Cerci Gaetano mi disse che in realtà il materiale tossico in questione lo avevano già interrato da oltre un anno, e quindi stiamo parlando del periodo 89-90. Stiamo parlando del periodo 89-90, più precisamente allorché iniziò la costruzione della terza corsia Roma-Napoli, sempre gestita dal consorzio ICAR dai nostri subappaltatori e controllata dal nostro clan. Di cui avevano già interrato oltre un anno. Punto. Mi precisò perché lì il nostro referente reale era Mimmi Lardi, che stava nel consorzio stesso. Un figlio di Sebastiano Lardi, perché il padre era morto, che teneva la Motrel all'epoca. La società si chiamava Motrel, che poi passò a Zaccaria la Motrel. Scusate, faccio perdere, ma poi... Sapete perché si deve specificare? Perché questi vogliono trovare il pelo nell'uovo. Lo so. Però guardate che questo serve, perché questo focalizza gli aspetti, perché sennò non ci si capisce niente. Sempre allora, Cerci mi precisò anche che detto materiale tossico era stato interrato sia nella zona campana ma anche nel Molise, e precisamente tra Venafro e Caianiello. Ecco. Perché io all'epoca pensavo che Caianello facesse parte del Molise. È così? Sì. Sì. Perché... ma vabbè, ma si capisce questo. Le ammissioni... Posso andare avanti? Sì. Allora, le ammissioni di Cerci mi furono poi confermate direttamente dal capozona di Cosa Nostra
Michele Zaccaria, giusto? Di Casa Pesma. Casa? Pesenna. Michele Zaccaria. Ed anche dal mio cugino Schiavone Francesco. Ma questa cosa fu già confermata alla fine degli anni 90. E da chi? Da mio cugino Cicciarielli. Cicciarielli. E da mio cugino, abbiamo detto, Francesco Schiavone, giusto? Schiavone. Ho detto Cicciariello. Ok? La domanda precisa che ti faccio è questa: non sai essere più precisi sui luoghi dove possono averla? No, so che scavavano. Chi lo può sapere? Posso sapere Michele Zaccaria. I luoghi dove, a chi possiamo chiedere per sapere esattamente nel Molise dove possono aver interrato il materiale? Michele Zaccaria, a me Mailardi. Aspetta, lo dico. Domanda: chi è a conoscenza del luogo specifico dove da chi allora? Da Michele Zaccaria poi? La domanda è: chi ha conoscenza del luogo specifico dove detto materiale tossico sarebbe stato interrato in Molise? Si è scavato, Michele Zaccaria e Mailardi. Più informazioni più precise su detti luoghi possono essere fornite se vogliono, ovviamente, perché se no, se vogliono, da Michele Zaccaria e da, come si chiama? Mimmo Ilardi, Domenico Ilardi, detto Mimmuccio. E dove si trova questo? A Casoria. Di Casoria? Sì. Mentre Zaccaria adesso lo troviamo, dove lo troviamo? Zaccaria al carcere Dove? di Opera, mi sembra, non lo so. E d'altro non sappiamo più, solo Ilardi e Zaccaria possono sapere qualcosa. Ci stanno pure gli altri, non ricordo, perché erano gente. E altri che mi riservo di. E poi i camionisti. Altri che mi riservo di riservare i nomi, come ad esempio camionisti. L'altra domanda è: oltre che in questa zona, abbiamo quasi finito il Molise, oltre che in questa zona, nel Basso Molise invece, si ha conoscenza di cosa si ha conoscenza di preciso nel Basso Molise? Non hai conoscenze specifiche nel Basso Molise? Che stavano in clan a noi, stavano insediate gente che stava base Alta Molise. Chi erano? Erano allora, uno si chiamava Messina, che gestivano, un altro, i nipoti di Marione che gestivano i calcestruzzi in collaborazione con un'altra società del luogo. Guarda che c'è qualcosa che ho verbalizzato negli ultimi tempi, che sta ancora coperta a segreto istruttorio su questi fatti. La dottoressa Ribera, il Conso e parte di Roma. E col 9 di Roma. Non lo so ora, tu faccio dici certe cose. Quelli che sono segretario non voglio mai sapere.
Non è che è segretata, sta in indagine perché tra poco il resto è tutto quanto. C'era cose di casino durante il periodo. C'era cose di casino. Che io mi fregai a terra con il dottor Mancuso, non riesco a trovarla, ho visto sta ora, ma lo troverò. La domanda era, avevate riferimenti operativi che facevano capo al clan dei Casalesi anche in Molise e chi in particolare? Ci sta Candelli, Precisamente tale Candelli Ettore, e la zona tra Larino Candelli. Candelli Ettore, la zona di Larino. Di che zona? Zona? Di Larino, quella zona lì, insomma fino a... Poi ci sta... Basso Molise, insomma, così. Larino, Basso Molise. ero il Adriatico. L'Adriatico, cioè Basso Molise. Basso Molise, Adriatico, così. Poi? Ti ricordi qualche altro? Poi ci stava un po' di Marione, Stefano Riccia. Come si chiama? Riccia Stefano, che è il figlio Stefano della sorella di Marione. Riccia? Riccia. R-E. Cincia. E chi è questo? Nipote di Marione, figlia della sorella. Nipote di Mario Iovine. Che zona era questa? Di San Cipriano. Poi c'era San Giuliano di Puglia. San Cipriano d'Aversa, Da Versa. Casale, in effetti. No, ma Stefano Reccia che ci azzeccava nel Molise? E stava lì come inviato nostro capozona Ma che zona? per investimento a zona di Campobasso e Isernia. Poi ci stava un certo Messina. Campobasso è cosa? Stefano Reccia? Lui è di San Cipriano e stava lì. Ettore Candelli era responsabile, referente della zona, poi lo leggiamo, Stefano Reccia, responsabile della zona di Campo. Allora Mario Ione, Stefano Reccia, zona di Campobasso? Responsabile della zona di Campobasso? Sì, lui è Messina, che era di Casaluce, Messina. Campobasso. Che era un trasportatore. Come si chiama questo Messina? Non mi ricordo un nome, però sta per pallizzare. Messina. Che cos'era questo? Di dove era? Di responsabile di referente di quale zona? Sempre siamo andati a zona di Campobasso assieme a Stefano Reccia, era un braccio destro di Stefano Reccia. Braccio destro. Mentre nella zona sud c'erano i... Tale Messina, non mi ricordi di dove era questo Messina? No? I Casaluce, provincia di Casei, vicino a Versi. Braccio destro, e poi nella zona? Sempre in Campobasso. Sì. Poi nella zona sud, Isernia, Venafro, quelle zone là, ci stava il gruppo di Tonino Licato, Antonio Licato. La zona Venafro E cosa, e Cainiello, operava chi? un gruppo di Tonino Licato con il nipote Antonio Abbate e Peppe Papa. Il gruppo di Tonino Licata? Antonio Licato. Gruppo. Che si chiama Raffaella Licata, detto Tonino. Allora, come si chiama? Il gruppo di Antonio Raffaella Licata. Licata all'anagrafe, detto Tonino. Io quando operavo il gruppo di? Ligato. Ligato. E Abbate e Papa.
Abate e Papa. Che E precisamente chi erano i nomi? Come si chiamano? allora, Tonino, Raffaele Legate, detto Tonino. Raffaele Legate, detto Tonino. Tonino. Poi Il nipote Tonino Abate, Antonio Abate. Antonio Abate E Giuseppe Papa. e Giuseppe Papa. Questi si occupavano della zona Venafro e Basso. Sì, perché loro erano confinanti già in un'altra zona, di cui poi a Caianiello fecero ammazzare anche un nostro che stava con i bardellini, un certo Mantese, fatto ammazzare da Clemente Massara, che stava poi in da zona di Santa Maria, San Felice a Cancello. Massaro pure vostro era? Questo era di San Cipriano, però stava lì che operava tra Venafro e cose a livello malavitoso. Ma no, ma non era vostro pure questo? No, era contro noi, stava con i bardellini e fu ammazzato. L'altra domanda che ti pongo è questa. Complicità politiche e istituzionali le avevate anche in Molise? Avevate pagamenti anche in Molise? No. Questo No. Almeno io non lo so. Va. Io gli interessava Caserta. Certo, anche la politica certo. E arriviamo quasi alla conclusione. Ci sono altri due blocchi. Il primo è che Di Pietro appunto commenta con Schiavone proprio le sue dichiarazioni. Sì, infatti Di Pietro dice sempre tu, ovviamente rivolgendosi a Schiavone, tu voli alto, nel senso che lui sì, parla, ma in realtà molte cose non le dice e ovviamente non le può dire. Quindi ecco questo atteggiamento di Schiavone di raccontare, di parlare, ma in realtà di non dire. Tra l'altro ci sono ancora tanti fascicoli non secretati. Secondo te questo potrebbe aprire altri polveroni? Sicuramente, anche lui lo ha detto, ci sono ancora tantissime cose da rivelare e ovviamente ci saranno ancora sicuramente, o meglio, potrebbero esserci ancora delle svolte importanti, forse anche per il nostro Molise. E allora vediamo ancora una volta Di Pietro e Schiavone. Lo Stato attraverso, perché i magistrati, tu lo sai meglio di me, non è che si saltano tutto quanto, sono uomini come tutti gli altri. Sì, però se io fossi un magistrato in questo momento ti farei una serie di contestazioni, perché se hai volato alto, ma per fortuna io non sono un magistrato e quindi a me mi dice a un certo punto vabbè ne parleremo, ma se qua ci fosse un magistrato vero, tu non gli sei detto un cazzo niente. Ho specificato al magistrato, ma hai capito? Il magistrato vero ho dovuto specificare. Però voglio dire, Ma per l'amore di Dio, mi capisci? Ritorni in magistratura. però Ritorni in magistratura. Non ti fanno tornare più. Vattene verso la DDA, Napoli, Roma. Ridi, perché ridi? Dottor, io devo pensare anche alla sicurezza, non mia, di me non me ne importa. sì, però tu, parliamoci chiaro, tu non è che stai parlando con me per chissà quale esclusivo, tu stai parlando fatti tre Sandokan, tre Spartacus sono state fatte, mica uno. Due l'hanno prescritti. Perché l'hanno prescritto? Questo è perché sono stati cambiati tanti magistrati. Ma forse non era il caso che tu allora, o quantomeno ora, al di là delle prescrizioni, perché la prescrizione ha a che fare con il fatto penale. La verità però non ha prescrizione, perché che Gesù Cristo è stato ammazzato, sono passati 2000 anni, ma c'è stato uno stronzo che l'ha ammazzato. Ecco. Allora la domanda è questa: quando è che ti decidi a metterti nero su bianco e magari tu là e io qua
e ci mettiamo un po' così, però a fare un verbale pro veritate che serve anche ai posteri, quando fra 100 anni non ci stai più. Ma quei verbali ci stanno. Ma se ti dici che non lo trovi? Quello lì, nessuno lo trova. Ma io mi rifiuto di pensare a così. E chiama Di Pietro, l'altro tuo omonimo. Ma figurati se quelli l'hanno fatto sparire. Una cosa è segretata, una cosa che è sparita. Il problema è perché è stato segretato. Questo è un tema che tu non puoi non affrontare prima o poi. Ma io non sto dicendo quel fatto di quel verbale, no? Allora io dico, chiamatelo poco a Di Pietro. Dico del discorso. Io quello che ti sto dicendo, adesso io non voglio fare io il tuo avvocato, ce ne avrai 10.000, ma ti devi decidere a metterti davanti a uno specchio, a un computer, a un foglio scritto a mano e la tua vita la devi mettere in ordine in un verbale di 5.000 pagine, quante cazzo è, che prescinde dalla prescrizione, prescinde dalle amnistie e tutte quante, e che sia anche il tuo salvavita questo, perché il tuo salvavita è avere la certezza che non basta ammazzarti perché c'è un testamento che lo racconta. Ma c'è. Quelle che non vogliono fare uscire è il collegamento tra l'Eurocem e, per dire, l'omicidio Tobaci, perché parla di tutte altre cose. Certo, ma capisci? Quando tu... Però c'è. Io mi auguro che tu a verbale queste cose le metti Hanno messo dal 93 queste cose a verbale, 93 e 94. Ma tu pensi che se dal 93, scusami tanto, ma tu pensi che se dal 93 hai messo a verbale un elemento di prova che può aiutare l'autorità giudiziaria a capire che cosa c'è dietro l'omicidio di Tobaggio, quello se lo nasconde, ma non ci credo a cosa. Non è che sta nascosto, è stato fermato. Ma come fermato? Ma chi ferma una cosa del genere? Allora fai una cosa, facciamo un incontro. Non ci credo. Allora facciamo un incontro, io, tu, Lucia Di Pietro e Cafiero De Rao, in cui mi hanno detto vicino a me, al 94, procediamo per quelle che possiamo fare, se no non ci fanno fare proprio niente. Cafiero Di Pietro? Sì. 94, siamo al 2014. Questo te lo giuro sulla testa di mio padre. Questo siamo nel 2014. E in un racconto ma per l'amore di Dio, sono stato fermato pure io, non è che io stai parlando, che è stato fermato 1000 volte. Ma ti sto dicendo, non è che io mi sono stato zitto, ho reagito, nel senso che io ho denunciato. Aspettiamo tempi migliori. Ho denunciato, ho detto. Quindi se tu hai fatto delle dichiarazioni, quelle dichiarazioni devono portare dei risultati. Non puoi dire, innanzitutto non è che è sparito, evidentemente stanno dentro dei fascicoli processuali. Tu oggi mi hai detto che sai delle cose, ma che cosa sai non l'hai detto. Io ne prendo atto che nei miei confronti fai bene comportarti così. No, non è nei tuoi confronti. Fai bene, no, mi auguro che davanti all'autorità giudiziaria non fai così, perché sennò diventi poco credibile. Perché se noi ora ultimamente perché? Io ho avuto uno staglio dal 2000 al 2007, uno staglio. Cantone non ha fatto un cavolo. Ma tu ti pare che Cantone, voglio dire, che ha sempre fatto attività antimafia poi? Quale antimafia? Non era la pretura, quale antimafia? Vabbè, d'accordo, ma la cosa sull'ambientale. Quale ambientale? Ma tu ti rendi conto? Allora vuoi vedere la sentenza dell'omicidio cosa per i paesani suoi, per i Magliardo, quando l'ho fatto prendere il gas? Come ti faccio vedere la sentenza? E allora avete visto l'intervista non integrale ma sicuramente corposa dell'ex magistrato Tonino Di Pietro a Schiavone. Ancora una volta non si fanno nomi nello specifico molisani, ma tante teste di legno che non sono state nominate, però il problema camorra c'è stato anche in questa regione. Noi ovviamente girando ogni giorno non è per fortuna che notiamo attività criminali, però per quel che riguarda cose grosse, cose importanti, cose che muovono e hanno mosso tante somme di denaro, purtroppo è stato toccato anche il Molise.
Certo, dici bene, è stato toccato il Molise, a volte in modo marginale, a volte anche con attività che apparentemente sembravano pulite, ma che in realtà servivano per riciclare il denaro sporco della criminalità. E quello comunque, con questo noi abbiamo concluso, giusto, tutto diciamo, l'integrale, o meglio l'intervista a Schiavone. E alla fine era doveroso comunque chiedere a Di Pietro che cosa ne pensa delle dichiarazioni di Schiavone, una sua idea. D'accordo, e noi chiudiamo proprio con l'intervista a Tonino Di Pietro che, tra virgolette, è tornato a fare il magistrato in questa occasione dopo una lunga escalation in politica di primo attore, di personaggio importante, quindi abbiamo ritoccato con lui anche, non so se gli è venuto qualche commozione rivedendosi anche magistrato nell'interrogatorio, tra virgolette, che è stato fatto appunto con le nostre telecamere. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Carla Ferrante per il fattivo contributo di questa intervista e come al solito Verità con le inchieste tornerà lunedì prossimo. Potete vedere anche nei prossimi giorni le repliche di questa puntata, mentre sul nostro sito in streaming sul web appunto potete vedere quando volete cliccando proprio alla sezione programmi e quindi a Verità. Grazie a tutti, buonanotte e ora lo spazio per il TG della notte. Arrivederci. Presidente Di Pietro, lei si è recato dal pentito di mafia Carmine Schiavone perché? Ho ritenuto necessario sentire e confrontarmi con il pentito Schiavone innanzitutto per la mia vita vissuta da pubblico ministero, perché all'epoca, stiamo parlando degli anni 90, che erano gli anni in cui l'ora pentito Carmine Schiavone allora faceva parte di un clan molto agguerrito, clan dei Casalesi, e aveva rapporti imprenditoriali con una serie di società e soprattutto in relazione a attività imprenditoriali per cui anche noi, anch'io nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite, non solo, nell'ambito di inchieste di scariche per esempio, di cui pochi ne parlano, ma che precedette anche l'inchiesta Mani Pulite, e nell'ambito di altre inchieste relative a questioni sanitarie, questioni imprenditoriali di costruzioni, avevamo trovato rapporti con criminali del Sud e anche con imprenditori del Sud. E quindi mi interessava capire se all'epoca qualcuno, in qualche modo, erano state fermate quelle indagini, erano state poste in essere attività di depistaggio di quelle indagini che noi portavamo avanti. E mi ha fatto impressione sentire da Carmine Schiavone una frase che credo avete registrato e che ha ripetuto più volte, quando ha detto: tu Di Pietro, quando facevi il PM a Milano, ci sei arrivato vicino vicino. Ovviamente capisco cosa vuol dire, però sul piano processuale non basta arrivarci vicino, bisogna arrivarci con le prove provate. A quell'epoca non ebbi modo di avere l'esatta percezione di quel che era questa struttura criminale che faceva capo appunto al clan dei Casalesi, ma soprattutto a quell'epoca lui non era pentito, ma anzi, specialmente dopo l'arresto di Sandokan, suo cugino Bidognetti e altri, era diventato un po' lui la mano militare, la testa pensante, e quindi evidentemente mi ha fatto meno impressione sapere appunto che era a conoscenza anche di un piano per eliminarmi fisicamente,
ma questo lo sapevo già. E magari fosse stato un piano solo. Erano purtroppo anche strutture criminali in contrapposizione fra di loro, che volevano dimostrare chi era più bravo. E poi, già che ho avuto modo di sentirlo su queste questioni, ho voluto anche capire un po' di più che ha fatto questa sua struttura criminale nell'ambito del mio Molise. Ha spiegato ciò che ha già detto in più sedi, cioè che anche nel Molise c'era una struttura di riferimento dei referenti del clan, che operava per conto del clan in varie attività imprenditoriali del Molise, ha fatto anche nomi e cognomi, ma di questo io penso che le autorità giudiziarie stanno già procedendo e comunque io, per non sbagliare, mi sono preso gli appunti che segnalerò all'autorità giudiziaria. E poi la cosa più importante è sapere che egli non ha fatto solo il pentito a parole, ma ha espressamente detto che tutto quanto a sua conoscenza l'ha già riferito all'autorità giudiziaria competente, ed è quel che io gli ho ancora una volta e ancora oggi consigliato: di tutto quello che sai e mette nero su bianco quello che sai, perché la verità è l'unica arma che può garantire anche la sopravvivenza. Ma lei crede, un'ultima battuta, che ovviamente in modo così sommario, senza scendere nel dettaglio, ci sono dei presupposti, c'è materiale magari per approfondire ulteriormente? Sicuramente ci sono degli atti processuali resi anche ultimamente, e quegli atti processuali vanno approfonditi, e sicuramente ci stanno le autorità giudiziarie che le stanno approfondendo. La cosa più oscura di tutta questa vicenda è il fatto che ci sono alcune verbali di interrogatori resi su cui sono stati apposti segreti di Stato, con anche indicazione fino a quando, per decine e decine di anni. Ecco, io personalmente sono sempre dell'idea che quando trattasi di verbali resi all'autorità giudiziaria, il segreto di Stato spesso rischia di confondersi con l'omertà complice. Ecco perché io mi auguro che le autorità competenti possano rileggere e rivedere al più presto la tempistica entro cui mantenere i segreti di Stato, altrimenti si rischia il dubbio che alcuni segreti di Stato siano stati apposti, o che comunque, anche se apposti in buona fede, apportino come risultato non a un interesse della nazione, che è il vero motivo, è l'unico motivo previsto dalla legge per cui può essere apposto il segreto di Stato, ma arrivare prima alla prescrizione o all'amnistia, per fare in modo che quando si viene a sapere ormai è troppo tardi. E nei processi, diciamo così, che già sono stati fatti al riguardo con riferimento alle dichiarazioni di Schiavone, abbiamo già avuto dei casi in cui è arrivata prima la prescrizione che la verità. Lei ha fatto alcune domande anche un po' per sondare la fondatezza di quello che diceva, se era vero oppure no. Crede a Schiavone? Con beneficio di inventario, nel senso che lui si dimostra senz'altro a conoscenza di molti fatti, che però illustra in un mare di considerazioni personali che rischiano di sfalsare la conoscenza specifica dei fatti. Io, quando ero pubblico ministero, mi sono trovato in molti casi di queste persone che iniziavano un discorso senza arrivare alla fine, e personalmente ho sempre preferito a domanda risponda, perché poi alla fine ci vuole il corpo di reato, se no le chiacchiere se lo porta il vento.